nella sua abitazione a Limena, non si faceva vedere da giorni, negli ultimi tempi ospitava un uomo, si indaga per omicidio, sul posto i carabinieri, comunità sconvolta. Costretta a scappare dalla Spagna per le violenze del compagno, trevigiana di 36 anni non vede il figlio da 5, è rimasto con il padre. La disperazione della donna è come essere morti, l'uomo accusato di sottrazione internazionale di minore. Già 88 le persone che hanno dato il via al digiuno a staffetta in Veneto per chiedere la liberazione del cooperante veneziano detenuto in Venezuela. Il ministro degli esteri ribadisce l'impegno del governo. Numerose svastiche apparse nella notte a Pederobba, sfregiato anche un murale che si trova nella via dedicata a Matteotti, l'ira del sindaco, troveremo i responsabili. Più peso al Veneto e autonomia è quasi un out-out quello del sindaco di Treviso Mario Conte in vista del congresso della Lega programmato fra un mese a Firenze. Da Shanghai, dove vive e lavora l'imprenditore bassanese Riccardo Parise, racconta le ripercussioni della politica aggressiva di Trump e dei dazi nel gigante dell'estremo oriente, il vero bersaglio degli USA, racconta. È morto Bruno Pizzul, voce storica del calcio friulano. Doc avrebbe compiuto 87 anni tra 3 giorni. Il ricordo di Baggio, l'aneddoto di Aldo Serena, gli fece uno scherzo mentre era in bici, mi mandò a quel paese con garbo. Primo intervento cardiochirurgico al mondo per endocardite senza fermare il cuore, è avvenuto a Padova in azione l'equipe guidata dal professor Gerosa. Buonasera, bentrovati, bentrovate, edizione regionale dei nostri telegiornali. Lo avete sentito anche dai nostri titoli in apertura, la cronaca. Andiamo subito a Limena, dove per noi c'è la nostra Valentina Visentin, collegata in diretta, un ottantenne trovato cadavere nella sua abitazione. Valentina, che cosa è successo? Buonasera. Sì, buongiorno, ancora un giallo quello che è successo all'interno della casa che vedete alle nostre spalle in fondo a questa stradina qui a Limena, periferia di Padova, primo comune dell'Interland padovano. I rilievi dei carabinieri si stanno concludendo in questi minuti, ma sono al lavoro dalle prime ore di questo pomeriggio. Sono arrivati qui poco prima delle 4 a dare l'allarme il cognato dell'anziano che vive appunto in quell'appartamento. La vittima è Franco Bernardo Bergamini, 80 anni, è stato ritrovato in un lago di sangue questo pomeriggio. Da tempo, da almeno una settimana, i vicini non lo vedevano. Preoccupata anche la sorella, che questa mattina è arrivata qui e insieme al marito poi ha deciso, sentendo anche le testimonianze dei vicini di casa che non vedevano il signor Franco Bergamini da almeno una settimana, di chiamare i carabinieri. Quando sono arrivati qui i carabinieri insieme ai vigili del fuoco hanno sfondato la porta e hanno trovato il cadavere dell'uomo in un lago di sangue. Tutto fa pensare ad una morte violenta, quindi le indagini si indaga per omicidio. Sul posto c'è anche il pubblico ministero. Qui l'80enne viveva qui da almeno una decina, più di una decina d'anni sicuramente, e pare che nell'ultimo periodo, almeno da un paio d'anni, ospitasse un ragazzo sulla trentina che era stato visto qui almeno qualche giorno fa, anche in compagnia con un'altra ragazza, e poi non si era più visto neanche lui, non si sa dove sia in questo momento. Ovviamente tutte le piste sono aperte, non ci sono ancora ipotesi, quel che insomma però sembra convincere gli inquirenti che si tratti di una morte violenta per Franco Bernardo Bergamini, trovato in un lago di sangue. Il medico legale è andato via pochi minuti fa. Una vita solitaria quella di Franco Bergamini, pensionato. I vicini lo vedevano qualche volta uscire, andare alle poste, ma salutava, ma non era un uomo di molte parole. L'ultima volta che l'avevano sentito, appunto, e visto era stata circa una settimana fa. Era invalido, quindi si muoveva poco e trascorreva anche lunghi periodi al mare d'estate, e poi qui l'inverno. Questo nell'ultimo periodo, come dicevamo, aveva ospitato questo ragazzo di cui adesso al momento non si hanno notizie, ma abbiamo sentito pochi minuti fa una vicina di casa sotto shock, che ha ricostruito appunto gli ultimi giorni e l'ultima volta che è stato visto, la vittima è stata vista. Io vi lascio con le parole della vicina di casa, la signora Pasqualina Masone. La linea può tornare allo studio. Era una settimana e mezza che non sentivo più rumori, perché prima facevano un rumore anche di notte. E vivevo con un ragazzo che era abusivo e veniva qua a dormire con un'altra ragazza, con Franco, e non si sentiva sbaltare tutti i mobili, non si sapeva cosa facevano. La mia sorella una sera è andata fuori e ha detto: ma Franco, ma cosa stai facendo?
E lui non ne ha neanche risposto. E questo quando è successo, questa cosa? 2 o 3 settimane fa. E poi l'avete più visto dopo quell'episodio? L'ho sentito. E mia sorella aveva un sospetto, ha detto ma sento che non parlano più, ha detto ma vorrei, ha detto che fosse successo qualcosa, un presentimento che l'abbia ucciso. Perché quel ragazzo di sopra non era tanto quel che viveva insieme, non era tanto. E dopo lo vedevo venire, anche io lo vedevo, sto ragazzo venire alla sera tardi e dopo andava via la mattina anzi pomeriggio. E questo ragazzo da quant'è che non lo vede? Il ragazzo adesso l'ho visto una settimana fa che è passato davanti a casa mia, qua davanti alle porte, e dopo non l'ho più visto. E dopo è venuto qua il cognato di Franco, che è il marito della sorella, e ha detto scusate a noi, avete notizie di Franco? Perché gli ha detto no, ho suonato il campanello, non mi risponde. Oddio, mia sorella ha detto anche noi non lo sentiamo più. E ho detto perché anch'io ho detto un po' un presentimento se sto uomo non c'è. Ha detto, a me mi hanno detto che è andato in montagna, che ha lasciato a casa il telefono. Questi dunque gli ultimi aggiornamenti da Limena. Ringraziamo la redazione di Padova. Noi cambiamo argomento, andiamo nel Trevigiano. Dal 2020 non vede il figlio e non ha nessun rapporto con il bimbo che oggi ha 8 anni. Io l'ultima volta che ho visto mio figlio era, penso, ottobre del 2019. E aveva 2 anni e mezzo, adesso ne ha fatti 8 da poco. E non ho più avuto né una telefonata né un messaggio, nessun tipo di comunicazione di nessun genere. La disperazione di Michela, nome di fantasia, la mamma di 36 anni che si sta battendo per riavere il figlio di 8. L'ex compagno, veneziano di origine, vive a Tenerife e le impedisce ogni contatto. Lui, 33 anni, deve rispondere di sottrazione internazionale di minore. Se potessi rivederlo, gli direi che non ho mai smesso di cercarlo. Penso che lo abbraccerei, gli direi che mi è sempre mancato tanto e non so neanche più cosa dire, perché non so neanche se mi riconoscerà sinceramente o se sarò più io un trauma per lui che non mi vede da tanti anni. La coppia viveva a Treviso quando, dopo la nascita del figlio, ha deciso di spostarsi in Spagna. Poco dopo sono iniziate le violenze. Michela è dovuta fuggire e tornare in Italia, lasciando il figlio a Tenerife. L'uomo, con alle spalle precedenti per droga, ha chiuso i rapporti tra mamma e figlio. Poi, qualche tempo dopo, gli avrebbe mandato un messaggio: firmami le carte per l'affidamento esclusivo di nostro figlio e potrai rivederlo. La donna ovviamente ha rifiutato. I primi mesi senza sapere dov'è tuo figlio di 2 anni e mezzo sono, penso si possa considerare veramente la morte in vita. La 36enne ha trovato un lavoro ed ora vive nel Vicentino con un unico desiderio: riavere il suo piccolo. Un dolore nel dolore, da poco ha perso il padre. Questa è un'altra delle grandi ingiustizie che si possono fare a una persona, perché mio figlio ha vissuto con mio padre il primo anno della sua vita. A difendere la mamma, l'avvocato Valentina Gatti, che si è rivolta ad un team di legali spagnoli per intentare una causa che permetta alla 36enne di arrivare al ricongiungimento. Intanto l'uomo vive con un'altra donna dalla quale ha avuto altri figli. Sono riuscita a risalire alla compagna del padre di mio figlio, che mi ha mandato i documenti di una denuncia fatta anche da lei su violenza domestica, dove in questa denuncia mio figlio di 7 anni all'epoca la chiamava mamma, giustamente le diceva: mamma, ho paura, chiama la polizia. Un figlio è un amore eterno e questo Michela lo sa bene. A me a questo punto mi interessa che mio figlio venga tutelato, di sapere che stia bene, che vengano ristabiliti dei rapporti con la sua famiglia, e poi qualsiasi sarà la cosa migliore per lui, a me andrà bene, come se deve tornare in Italia per stare con me, come se devo io tornare là per stare con lui. L'importante è che stia bene. Tragedia sfiorata ieri pomeriggio a Limano. Un automobilista ha investito una donna che passeggiava con la figlia e il nipotino di soli 3 mesi. Sono stabili ma ancora gravi le condizioni di salute di Susi Dalfarra, la donna di 59 anni di Belluno, travolta lungo il rettilineo di Borca e di Limana mentre era in passeggiata con il nipotino di 3 mesi circa e la mamma di quest'ultimo. Miracolosamente incolumi sia il neonato che la mamma.
L'incidente è accaduto attorno alle 15 di martedì. Il conducente dell'auto, un 62enne del posto, ha riferito di essere stato abbagliato dal sole e di non avere visto le due donne. Il mezzo ha urtato anche il passeggino che si è cappottato, ma il guscio ha protetto il neonato che per precauzione è stato tenuto in osservazione al San Martino di Belluno. Diagnosi di politrauma per la 59enne. Soccorsa dal personale del SUEM, Susi Dal Farra è stata trasportata al Cafoncello dall'elicottero Leone 1 dell'ospedale di Treviso, che era in piazzola a Belluno dopo aver prestato servizio per soccorso sulle piste da sci. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai carabinieri del radiomobile di Feltre e della stazione di Trichiana. L'auto del 62enne è stata posta sotto sequestro per tutti gli accertamenti del caso. Le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente sono in corso. È iniziato il digiuno a staffetta per chiedere la liberazione di Alberto Trentini. Stiamo continuando a lavorare per cercare di riportarlo in Italia, non stiamo rinunciando a nessuna iniziativa, però devo dire che non è facilissimo. L'ha dichiarato il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine di un evento a Milano per la ricostruzione dell'Ucraina, parlando della liberazione di Alberto Trentini, il cooperante lidense detenuto in Venezuela dallo scorso 15 novembre. Proprio oggi ha preso il via il digiuno a staffetta, iniziato da 88 persone per chiedere il rilascio del 45enne, tra queste la mamma di Alberto, oltre a colleghi e amici. Anche la deputata del Partito Democratico Rachele Scarpa ha annunciato la sua adesione alla staffetta. Nella pagina Facebook c'è anche una lista completa dei digiunanti e la possibilità di unirsi a loro. Intanto ieri sono arrivate informazioni dal governo sulla trattativa in corso. Siamo impegnati a restituire ai suoi familiari Alberto Trentini, ha dichiarato il sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano. Nel frattempo i deputati Dem hanno presentato un'interrogazione urgente al ministro Tajani per chiedere aggiornamenti sulle azioni intraprese dal governo italiano e sulle iniziative diplomatiche in corso per ottenere il rilascio di Trentini. Ancora nel Trevigiano, grave raid vandalico a Covolo di Pederoba. Ma è uno schifo, cioè non so cosa neanche dire sinceramente. Comunque è successo stanotte perché ieri non c'erano. Quei simboli là non è una bella roba, non mi piace. Sono comparse nottetempo e non è la prima volta. Ci sono soprattutto inquietudini e sdegno a Covolo di Pederoba per le svastiche di vernice rossa apparse su alcuni spazi pubblici. Imbrattata la fermata del bus all'altezza del cimitero con la vetrata subito rimossa dagli operai del comune e poi il murales dell'artista Diego Montagnier in via Giacomo Matteotti, una strada dal nome evocativo scelta forse non a caso. Circa un anno fa svastiche erano comparse anche lungo la strada feltrina. Per il sindaco che ha segnalato l'episodio ai carabinieri la misura è colma. Purtroppo è la seconda volta che questa frazione venne colpita da questo gesto ignobile fatto da una persona ignorante sicuramente, perché disegnare un simbolo del genere vuol dire non conoscere la storia, non conoscere il significato di questa schifezza. Il reato di imbrattamento con l'aggravante delle finalità di odio etnico o razziale può essere punito con una pena fino a 5 anni. È per esempio quello che rischiano i 2 ventenni denunciati a Conegliano dalla polizia per aver imbrattato ancora nel 2023 il centro con svastiche e scritte antisemite. Diciamo che ora metterò in campo tutto ciò che è il mio potere per poter scovare questo ignorante e fargli pagare le pene dell'inferno se posso. Bisogna capire a questo punto se si tratti di un fatto isolato per quanto grave, se sia un raid estemporaneo o ispirato da motivi ideologici. Mi auguro insomma che il sindaco faccia quello che deve fare, perché insomma sporcare i beni comuni di tutti insomma non è quello che noi insegniamo ai nostri figli. Con delle svastiche poi. E soprattutto con delle svastiche. È una cosa molto grave, non è una cosa normale questo, quello che sta succedendo in questo periodo. Questi rischiano grosso, purtroppo come ripeto loro non conoscono il significato di questo schifo, di conseguenza non si rendono conto di cosa vanno incontro. Il caso della nota allo studente tredicenne di Verona che si è rifiutato di salire la scala arcobaleno con impressi i valori dell'inclusione e della lotta all'omofobia, preferendo mettersi in pericolo arrampicandosi lungo la ringhiera. L'Istituto, una scuola media veronese, ha precisato che lo studente ha ricevuto la sanzione per essersi messo in una situazione di pericolo, non per le idee manifestate contrarie alle istanze LGBT. I genitori del ragazzino hanno però definito inaccettabili le motivazioni della punizione data al figlio, hanno scritto al ministro dell'istruzione Valditara.
chiara. Nessuna motivazione ideologica, sottolinea il dirigente Bussetti, le famiglie ci affidano i loro figli, dichiara, e sulla sicurezza non possono esserci mediazioni o compromessi. Da Treviso intanto il coordinamento LGBTE suggerisce anzi di realizzare una scuola trevigiana in città, una scala arcobaleno, contribuendo economicamente all'opera. Vediamo come si evolverà questa iniziativa. Più peso al Veneto e autonomia, siamo alla politica, è quasi un out-out quello di Mario Conte in vista del congresso della Lega. Oggi coloro che ci rappresentano a livello nazionale all'interno della segreteria federale stanno facendo un ottimo lavoro, però non dobbiamo accontentarci, cioè noi veneti rappresentiamo una fetta importante della Lega e quindi è giusto che ci ritagliamo i nostri spazi, che significa portare a casa i nostri temi, uno su tutti è ovviamente l'autonomia. Vietato accontentarsi, sembra questo il motto di buona parte dei leghisti veneti in vista del congresso federale indetto dal leader Salvini per i primi di aprile a Firenze, città che a molti nella Liga Veneta già sembra troppo lontana da quel settentrione cui si vorrebbe dare maggiormente voce. Mario Conte arriverà nel capoluogo toscano non solo in qualità di sindaco di Treviso e presidente ANCI regionale, ma anche come nome possibile per il dopo Zaia, se un dopo Zaia ci sarà. Non ho dubbi che la sensibilità del segretario federale sia quella di ascoltare e far proprie queste sensibilità, però giustamente il Veneto porterà avanti le proprie istanze. Noi veneti faremo sentire in modo costruttivo e propositivo quelle che sono le sensibilità di un territorio, quindi non di un partito, però dobbiamo far nostre le istanze della gente e farla diventare iniziative politiche e amministrative esattamente come fanno i sindaci. Sostegno a Salvini o ad altri eventuali candidati solo nel nome di una Lega popolare, federale e post-ideologica. Il messaggio già recapitato dall'assessore regionale Roberto Bulldog Marcato, per cui l'autonomia non sarà merce di scambio. E a proposito di autonomia, Zaia da Palazzo Balbi aggiorna i lavori. No, stiamo lavorando, stiamo andando avanti, questo lo potete scrivere, nel senso che noi stiamo andando avanti col discorso della protezione civile, si vorrebbe mettere in lavorazione anche la giustizia di pace e il tema della previdenza alternativa. A Zaia e alle sue battaglie continua a guardare anche Carlo Calenda, leader di Azione, ospite di Ferdinando Avarino a Ring. Per noi è una figura, Zaia e la sua area politica in Veneto, che è fatta da sindaci capaci che sanno fare il loro lavoro. Da qui a parlare di un'alleanza elettorale, magari in un grande centro, però ce ne corre, Calenda è granitico nella sua convinzione. Che non ci sarà il terzo mandato e siccome non ci sarà il terzo mandato, discutere continuamente del terzo mandato è una follia. Viste da Shanghai le ripercussioni della politica dei dazi di Trump. Devono guardare ad altri mercati, perché temo che questa situazione rimarrà così ancora per un bel po', tutto quest'anno, probabilmente l'anno prossimo. Da imprenditore veneto agli imprenditori del Veneto, le parole di Riccardo Parise pesano perché pronunciate da chi vive e lavora nel cuore della Cina, a Shanghai, ed esamina la situazione da un osservatorio molto speciale. La ricetta è quella che le categorie economiche hanno individuato fin dalle prime uscite di Trump da presidente. Da imprenditore qui, ma che in realtà poi promuove il Made in Italy, per forza di cose bisogna diversificare. Diversificare significa non soltanto nei prodotti, ma soprattutto nei mercati. Intanto, mentre le borse europee vivono sulle montagne russe tra crolli e rialzi, la Cina non sta a guardare dopo il doppio attacco dei dazi di Trump, prima a febbraio e poi qualche giorno fa. E il paese di Xi Jinping annuncia che si batterà fino in fondo perché anche qui, nell'ex celeste impero, le cose cominciano a scricchiolare. Dopo Covid qui si è assistito ad una stagnazione del mercato. Il mercato si poggia su due grossi pilastri: l'export, cioè la Cina è considerata la fabbrica del mondo, e l'immobiliare. Ovviamente con tutte le situazioni, le criticità che si sono verificate nel mondo, le guerre soprattutto, hanno fortemente frenato l'export cinese. Ecco perché poi a maggior ragione l'America vuole applicare ulteriori dazi per bloccare ancora di più l'export. Per l'imprenditore bassanese il disegno, la base dell'asse Stati Uniti-Russia, con l'Ucraina sacrificata sull'altare economico, è chiaro. L'America, ma anche l'Europa, ha
molta paura della Cina, perché si stanno muovendo da 10 anni, 15 anni su settori chiave come la tecnologia, l'elettrico, le auto, e di conseguenza in questo momento stanno subendo. Quindi devono trovare delle scuse per cercare di placare ovviamente la mole, la balena cinese che si muove poi nel mondo. Più debole diventa la Cina e chiaramente più forte rimane ovviamente l'America, e così come la Cina sta andando a trovare alleati in Medio Oriente, in Africa, in Asia, così Trump sta cercando di trovare un alleato, diciamo, di comodo nella Russia. In mezzo, tra incudine e martello, un'Europa che, dice Parise, è indietro di almeno 10 anni sui due colossi e che deve trovare prima di tutto una unità politica. È come se fossimo tornati all'Italia dei comuni dell'anno 1000 e invece siamo all'Europa dei 1000 stati. Questo è il grande problema. Già oggi vediamo di fronte a delle ipotetiche guerre che non abbiamo un esercito comune, non abbiamo una linea comune e di conseguenza finché non ci sarà una linea politica comune, questa cosa, l'Europa rimarrà sempre comunque debole. Il mondo del calcio e non solo dice addio a Bruno Pizzul. Baggio che converge, Baggio, finta di Baggio, tiro, grandissimo gol di Baggio! La telecronaca del gol contro la Cecoslovacchia, Italia 90, e poi 2 righe: ciao Bruno, mancherai a tutti, la tua voce riecheggia per l'eternità. Così Roberto Baggio saluta su Instagram il giornalista Bruno Pizzul, storica voce del calcio italiano e della nazionale azzurra, morto a 86 anni, ne avrebbe compiuti 87 sabato. Friulano di Cormons, di cui vestì la maglia grigio-rossa, per il campione di Montebelluna Aldo Serena il suo passato da calciatore era un valore aggiunto. Conosceva bene anche alcuni risvolti del campo che non tutti magari possono averne appunto conoscenza, ed aveva la capacità di un lessico molto preciso, molto attento, coordinato con le azioni in campo e rispettoso dei giocatori e anche di tutto quel mondo del calcio a cui lui era venuto a contatto. Un signore delle telecronache, mai sopra le righe, così raccontava del consiglio che gli diede Niccolò Carosio. Ti dico solo una cosa: se anche per malaugurata ipotesi tu fossi astemio, quando ti fai vedere in pubblico, fatti vedere sempre con un bicchiere di vino o di whisky, perché poi quando andrai in postazione qualche stupidata la dirai, almeno potranno dire che hai bevuto. Personaggio a sua volta, la sua voce era sinonimo del grande evento, della partita che conta. Era una persona molto gradevole, intelligente, una persona di stampo antico che però aveva una mente plastica moderna. Nel 1985 gli toccò descrivere l'orrore dello stadio Heysel, la morte di 39 tifosi, in gran parte italiani. Quella è stata una serata maledetta, no? Che resta dentro di me, ma nella mia coscienza di uomo, prima ancora che nei miei ricordi di commentatore. Non ha mai prevaricato, non ha mai avuto un ego così sviluppato da mettere davanti se stesso all'evento. Pizzul, voce delle notti magiche. È sempre un po' una ferita aperta per quanto mi riguarda, perché io così ho sbagliato uno dei 2 rigori nella semifinale contro l'Argentina a Napoli, però ecco, resta un momento di assoluta comunione totale, a mio avviso. Abbiamo in quel periodo unito l'Italia pur non vincendo, il che vuol dire tanto. Serena conclude raccontando di uno scherzo che fece al giornalista quando abitavano poco distanti uno dall'altro a Milano. Si camuffò e fermò Pizzul in bicicletta, non avendo lui la patente, chiedendogli indicazioni per arrivare a San Siro. Allora lui ha cominciato a indicarmi con pazienza e io lo contestavo, dicevo: ma come, a destra, a sinistra? A un certo punto stava perdendo un po' la pazienza e ha capito che c'era qualcosa che non andava, mi ha guardato bene, ha capito che ero io e a quel punto, insomma, in gergo nostro qui del Veneto Friuli, mi ha mandato in Mona. A Padova il primo intervento cardiochirurgico al mondo per endocardite senza fermare il cuore.
Rivoluzione cardiochirurgica, l'ennesima che arriva dall'equipe dell'azienda ospedale Università di Padova, che vanta numeri da record: 47 trapianti nel 2024, 7.500 prestazioni ambulatoriali, stavolta nel trattamento di quella che si chiama endocardite infettiva in pazienti inoperabili. È stato effettuato infatti il primo intervento al mondo nella aorta ascendente a cuore battente, senza cioè fermare mai il cuore e senza l'utilizzo di circolazione extracorporea, con una incisione di soli 4 centimetri. I pazienti, specie in Italia, sono sempre più anziani, quindi servono strade alternative alle operazioni chirurgiche complesse. L'età si sta alzando, siamo forse al terzo o quarto posto come popolazione più anziana al mondo e quindi dobbiamo farci carico di identificare nuove strategie terapeutiche per i pazienti, i grandi anziani così definiti, per ridurre l'invasività dell'intervento stesso, per garantire quindi una miglior ripresa dopo l'intervento e una miglior qualità di vita. L'intervento è stato eseguito su un paziente maschio di 81 anni, già sottoposto a sostituzione valvolare aortica e con molti fattori di rischio. A livello internazionale, ma soprattutto italiano, la nuova frontiera è affrontare l'età media molto più alta dei donatori. L'Italia è ai primi posti per il numero di donatori rispetto agli altri paesi europei, ma il profilo clinico del donatore si è modificato in maniera sostanziale e significativa. Siamo passati dai 18 anni di età media dei donatori ai tempi di Vincenzo Gallucci a più di 60 anni, 65 anni, che è l'età media dei donatori di oggi. E se questo non impatta negativamente rene, fegato, polmone, impatta negativamente il cuore. Quindi dobbiamo trovare altre strategie terapeutiche, pensiamo ai VADI, sistemi di assistenza meccanica al circolo, pensiamo al cuore artificiale. C'è ancora molto da fare. Tornando al paziente in questione, l'intervento tradizionale era ad altissimo rischio e invece il paziente ha avuto un ricovero in terapia intensiva di soli 5 giorni con un completo recupero neurologico. Adesso sta facendo riabilitazione. È tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione a tutti, l'augurio di una buona serata, arrivederci.